ammazzarli. Nell'anno 700 a Burbe Condita si riposava a casa Giulio Cesare, s'alzava solamente panna a tavola, abbacchio, scottadito e baccalà. La sera si faceva 4 chiacchiere e te invitava a cena Cassio e Lepido, chiedendo sempre conto di quei popoli che Roma aveva sottomesso già. Che fanno gli egizi? So pieni di stravizi. Che fanno i fenici? Nell'acqua so felici. Che fanno i galli? A solo nominarli. Oh! Giulio Cesare gridò: ah, li galli, che li possino ammazzarli. Ah, li galli, non ci fanno più campà. Ci piacerebbe fare la vita comoda, andare allo stadio tutte le domeniche, con Giulio dittatore democratico, il popolo ha diritto di sapere. Che fanno i greci? Avanzo pasta e ceci. Che fanno gli assiri? Sono fermi da 3 giri. Che fanno i galli? A solo nominarli. Oh! Giulio Cesare gridò: è il momento di stopparli. Li galli, li dovemo rovinare. Ali galli, che li possino ammazzarli. Abbiamo fatto a pezzi già Cartagine e rispedito a casa il proprio Annibale. Adesso tocca a te Vercingetorige, con i romani non se può scherzare. Che fanno i persiani? Ci battono le mani. Che fanno i traci? Ci mandano le paci. Che fanno i galli? A solo nominarli. Oh! Giulio Cesare gridò: ah, li galli, che li possino ammazzarli. Li galli, non ci fanno più campà. Li galli, è il momento di stopparli. Li galli, li dovemo rovinare. Ali galli, che li possino ammazzarli.